Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est, prima edizione. Partiamo un po' in ritardo perché dalle 8:45 che vi facciamo vedere in diretta i festeggiamenti e Asiago che apre le proprie braccia agli alpini per appunto festeggiare il centenario della sezione Monte Ortigara, con le voci di Lucio Zanato e Ferdinando Garavello che poi ritroveremo, e le immagini delle nostre troupe sul territorio. Le penne nere che tornano nel cuore dei Veneti e del Veneto per ricordare i grandi valori che da sempre li contraddistinguono. Torneremo dunque a parlare di alpini, ma da pochissimi minuti invece è terminato a Marcon il funerale del povero Alex Marangon. Queste sono le immagini della bara che entra e arriva con il carro funebre alla chiesa dei Santi Patroni d'Europa a Marcon. Quelli che vedete sono mamma Sabrina, papà Luca e la sorella in un grande abbraccio davanti al feretro. La cerimonia è stata caratterizzata da luci, colori e musica, così come la famiglia aveva chiesto e aveva desiderato. Palloncini al cielo colorati, fiori colorati, girasoli, la musica dei Linkin Park ad accompagnare l'ultimo viaggio di Alex Marangon. Sul posto per noi c'è la nostra Ilaria Marchiori, con lei ci collegheremo tra poco al termine appunto del funerale. Tantissime persone che hanno voluto raggiungere la chiesa dei Santi Patroni d'Europa per salutare l'amico, il compagno, il figlio per il suo ultimo viaggio. Alex, lo ricordiamo, ha perso la vita al termine di un rito sciamanico all'abbazia di Vidor la notte tra il 29 e il 30 giugno. Le indagini sono in corso, ieri il sopralluogo dei Vigili del Fuoco che poi torneremo a mostrarvi, ma intanto con le immagini andiamo a ieri, perché Marcon è stata teatro anche di una fiaccolata importante per chiedere verità per Alex, una verità che ancora non si trova. La sua morte è avvolta nel mistero. Per noi c'era il collega Filippo Fois. Ecco le immagini, circa 300 muniti di luci hanno sfilato per Marcon, poi si sono radunati insieme. Inizialmente la presenza dei genitori non era compresa, non era contemplata, invece poi i genitori, vedendo questo fiume di persone che hanno voluto camminare e gridare al cielo che sia fatta giustizia per il loro figlio, hanno deciso di unirsi al corteo. La fiaccolata organizzata dallo zio di Alex e dai tanti amici che hanno condiviso con lui un pezzo della loro esistenza. Queste le immagini e vedete quante luci, quante persone e appunto, come vi dicevo, la presenza anche dei genitori. Una lunga camminata in silenzio e poi lo striscione verità per Alex. Allora, se queste sono le immagini, noi siamo anche in grado di farvi ascoltare che cosa ha detto ai microfoni del nostro Filippo Fois, cosa hanno detto i genitori di Alex, che dunque ieri hanno raggiunto il corteo. Li ascoltiamo. Noi volevamo ringraziare tutti quanti, non avevamo intenzione di venire perché ho paura di tutta questa gente. Questi giorni sono stati terribili. Siamo stati assaliti da giornalisti, da tutto, di più. Noi siamo abituati a questo. Dopo la disgrazia, essere assaliti, ci sono giornalisti che hanno un po' di cuore, altri che sono avvoltoi veramente, che non ci lasciano respirare, non ci lasciano mangiare, vivere. Volevamo ringraziare tutti i presenti e speriamo che la verità esca. Alex era talmente buono che lo merita sapere la verità. Io avevo il terrore di uscire perché avevo paura che tutti venissero verso di noi a farci condoglianze. È pesante proprio. Ma si è sollevata, comunque ne valeva la pena forse. Sì, mi dispiaceva non venire perché ho visto veramente tante persone che l'hanno fatto col cuore e veramente non dispiaceva. ci sentiamo soli. L'importante è che non sia una commemorazione per Alex, perché per domani si vedrà che cosa abbiamo organizzato, che cosa abbiamo in mente, per come è sempre stato mio fratello. Quindi ha detto che gli piaceva fare festa, per cui ci sarà anche comunque un momento. L'inizio di un nuovo viaggio. Sì. Grazie. Non volevamo una fiaccolata di tristezza. Per la verità sì, per la commemorazione è diverso, domani si vedrà il resto.
Sì. Vedo che tutti sono con noi e ci fanno coraggio. Eravamo un po' demoralizzati, ma vedo che tutti sono vicini. Sarà una battaglia perché sappiamo contro chi dobbiamo combattere, però ce la metteremo tutta. Perché verità per Alex alla fine è poi il messaggio che volete lanciare. Meritava di morire così. No, così non merita nessuno. Un sacco di progetti a breve termine, a lungo termine, Nessuno. non doveva finire così. Io ringrazio Grazie a tutti voi. di nuovo. Allora noi adesso siamo in grado di collegarci con il nostro Lucio Zanato che ci attende, una lunga diretta anche per lui, ma come sempre la grande emozione di poter raccontare le penne nere. Lucio, buongiorno, eccoti, ti vediamo. Mi sento solo un'altra volta la linea. Eccoci Lucio, ti vediamo, ti ascoltiamo. In onda, parla. Ecco, allora c'è un piccolo problema tecnico, non ho sentito ritorno, nessun problema. Siamo in diretta qui da Asiago, è appena terminata la cerimonia per i 100 anni della sezione Monte Ortigara e domani ci sarà un momento importantissimo che è quello del pellegrinaggio alla colonna Mozza, che ricorda proprio i momenti più salienti della guerra qui sull'altipiano, la Grande Guerra. Dietro alle mie spalle il monumento dedicato alla vedetta alpina, perché vedete la statua non ha arma, ma guarda semplicemente proprio il Monte Ortigara, guarda gli altopiani, ed è simbolico questo monumento perché vuole ricordare gli alpini, vuole ricordare la loro presenza in questo territorio sia nel momento di guerra ma anche nel momento di pace, ed è stato questo il grande messaggio che ancora una volta il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero ha lanciato non solo ai cittadini, non solo agli italiani, ma soprattutto ai politici. Cioè questo movimento, questa fraternità alpina sotto lo stesso cappello deve proseguire anche con le giovani generazioni. I valori che noi abbiamo ereditato dai vecchi devono andare ai boccia, e questo è stato ribadito anche dal generale che era in rappresentanza delle forze armate, degli alpini in arma. Ha detto: noi dobbiamo dare una prosecuzione a questa alpinità, e l'unica prosecuzione può essere quella dei campi scuola, può essere quella anche di un servizio, non lo diciamo militare, diciamo un servizio alla patria, alla comunità, all'Italia, che deve essere riportato almeno per 6 mesi alle giovani generazioni. Questo è il grande messaggio che è partito ancora una volta qui da Asiago. Questo è il grande messaggio accompagnato anche al ricordo dei tanti morti che ancora una volta siamo andati a onorare lassù sul santuario dell'Eichstein, che controlla ma soprattutto domina tutta questa vallata, la vallata di Asiago. Una bellissima giornata di sole che ha accompagnato la presenza di tantissime penne nere provenienti da tutta l'Italia ma anche da sezioni estere, segno che l'Ortigara unisce tutti e li unisce nel segno del ricordo di un grande sacrificio. Abbiamo parlato anche con i giovani che hanno 19 anni e che hanno ripetuto l'esperienza del campo scuola, e andare su e andare a onorare quei 19enni che invece in armi hanno lasciato qui la vita è un segno importante di una presa di responsabilità, di un passaggio all'età adulta che non può essere dimenticato, ma soprattutto deve essere portato e riportato alle giovani generazioni. Questo quindi il messaggio che è partito ancora una volta dagli alpini qui da Asiago. Il resto ve lo racconteremo nel servizio questa sera, e allora linea allo studio. Grazie al nostro Lucio Zanato che come sempre oltre alle immagini e le voci riesce a restituirci l'emozione di quei momenti, l'energia positiva che si respira ogni qualvolta le penne nere solcano il nostro territorio e portano con sé i grandi valori che da sempre li contraddistinguono. Allora noi con le immagini però dobbiamo tornare, ed obbligo, a Vidora, all'abbazia, perché ieri c'è stato il sopralluogo dei vigili del fuoco. Ancora nessuna notizia, nessuna novità arriva dalle immagini dei droni, e poi tra pochissimo ci collegheremo da Marcon con la nostra Ilaria Marchiori, ma intanto guardate il servizio.
Nemmeno i droni di ultima generazione alzati in cielo a metà mattina sono riusciti a notare e cogliere tracce del possibile passaggio di Alex lungo i 15 metri della scarpata tra il terrazzamento di pietra dell'abbazia di Vidor e le acque del Piave. Nessun ramo rotto, nessuna traccia eloquente su arbusti e cespugli, nemmeno l'eventuale arma del delitto, visto che il fascicolo aperto in procura resta per omicidio volontario. Un sopralluogo meticoloso durato circa 4 ore, una vera e propria mobilitazione. Sono le 9:30 del mattino e qui davanti all'abbazia di Vidor stanno confluendo uomini e mezzi, i carabinieri e i vigili del fuoco innanzitutto. Ad aprire i cancelli dell'abbazia alla colonna di veicoli che si snoda tra i campi è lo stesso Conte da Sacco, proprietario della struttura, il primo a lanciare l'allarme all'alba di domenica 30 giugno quando Alex non si trovava. Oltre ai piloti di droni, a entrare in azione sono stati anche gli operatori del nucleo speleo-fluviale, circa una decina tra chi si è calato con le corde lungo i dirupi e chi ha perlustrato a terra le rive. Niente, nessun segno di una possibile traiettoria fatale, di un rotolamento o scivolamento. Restano aperti quindi tutti gli interrogativi sugli ultimi istanti di vita del 25enne di Marcon, compreso il volo dalla terrazza. Chi conosce la zona racconta di un luogo noto, soprattutto in passato, per i tuffi. Da fuori si saltava anche i muri dell'abbazia, si buttava. Quindi quella zona era nota per i tuffi, quindi si può accedere al Piave direttamente con un salto? Sì. Anche quest'anno ho visto ragazzi buttarsi. No, l'altro anno, sì, parecchi. C'era anche una fune, questi andavano con la fune e poi si mollavano. E anche incidenti abbastanza gravi. Anche l'ipotesi del volo da sola però dice poco o nulla. La convinzione dei familiari, già espressa più volte, è che Alex sia stato rincorso magari dopo aver visto qualcosa che non doveva vedere. Insomma, una caduta non accidentale, come peraltro indicato dall'autopsia, esame che ha convinto la procura stessa a procedere per omicidio senza abbandonare però nessuna pista. Di manovra investigativa in corso parlano gli inquirenti anche relativamente all'audizione dei partecipanti al rituale su cui c'è il massimo riservo. L'acqua del Piave intanto continua a scorrere con forza e ne aveva molta di più 2 settimane fa al momento della scomparsa del giovane, poi ritrovato 6-7 chilometri più a valle, ma per quanto scorra il Piave continua a trattenere il mistero della morte di Alex. Allora, prima di collegarci con la nostra Ilaria, tra pochissimo davvero vi facciamo sentire un passaggio del direttore generale dell'ULSS 2 di Treviso, Francesco Menazzi, sull'ayahuasca. Che cos'è, di che cosa si tratta e soprattutto fa male? Lo ascoltiamo. L'ayahuasca ovviamente è un miscuglio di erbe, dalle liane e ovviamente e da altre sostanze che vengono, è un intruglio che viene preparato e poi viene somministrato come decotto quindi alla persona che ovviamente la vuole prendere. Chiaramente contiene le sostanze che sono considerate in Italia per la categoria 1 illegali e che quindi sono sostanze allucinogene che creano ovviamente delle visioni, che creano dei problemi, che creano dei disturbi importanti soprattutto al sistema nervoso centrale, anche con aggressività o depressione. Nel momento in cui c'è questa trasposizione al di fuori del proprio corpo che creano queste sostanze allucinogene, potrebbe essere anche che poi alla fine la persona non controllata, non riesce a controllarsi, possa anche avere dei fenomeni legati all'aggressività verso altri o verso se stesso. Direttore Benazzi, poi al di là della sostanza ci sono delle figure professionali, tra virgolette, che hanno fatto capolino in tutta questa vicenda. I curanderi, qualcuno li ha chiamati sciamani, altri curanderi, diciamo che ultimamente si utilizza il termine curanderi. Sono figure riconosciute, non riconosciute? Chi sono i curanderi? Beh, in Italia non sono assolutamente riconosciute, all'estero, penso in Brasile sì, sono riconosciuti non certamente come medici ma come persone che ovviamente aiutano a utilizzare le erbe in generale. Quindi da noi queste non esistono, non fanno parte ovviamente della categoria né nell'ambito sanitario, quindi infermieri o altre cose, e soprattutto non sono medici, quindi assolutamente dal punto di vista della cura della persona o dell'utilizzo della sostanza non sono persone idonee a controllare l'utilizzo delle sostanze. Intervista del nostro Christian Arboit, vedo collegata la nostra Ilaria Marchiori. Eccoti Ilaria, buongiorno, ben ritrovata. Deve essere stata una mattinata insomma difficile, intensa emotivamente, immagino anche per te. Raccontaci che cosa è successo durante questi funerali.
Sì, buongiorno a te Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui sul piazzale della Chiesa dei Santissimi Patroni d'Europa, dove da pochissimo si è conclusa la cerimonia funebre di Alex Marangon. Vi faccio vedere, ormai qui non è rimasto più nulla, ma fino a qualche minuto fa era pieno di palloncini coloratissimi che ora gli amici che hanno organizzato parte di questa funzione hanno dovuto scoppiare, ripulendo anche il piazzale, perché la cerimonia si è conclusa proprio con delle polveri colorate sparate nell'aria, oltre che poi una serie di canzoni partendo da Due mondi di Lucio Battisti per arrivare a concludere con Viva la Vida dei Coldplay e una serie di altre canzoni nel mezzo che amava Alex. Perché tutti questi colori? Perché la famiglia aveva proprio lanciato questo messaggio, l'aveva fatto il papà di Alex nei giorni scorsi attraverso i social: chi verrà al funerale di Alex indossi molti colori, perché deve essere una cerimonia colorata, perché lui avrebbe voluto così. E quindi oltre che all'abbigliamento, i suoi amici hanno voluto colorare la fine di questa cerimonia funebre proprio attraverso queste polveri e tutti i palloncini. Vedete che lì, se riusciamo, grazie anche alla telecamera, c'è uno striscione con una foto di Alex, una foto che abbiamo visto tantissimo negli ultimi giorni, e c'è scritto verità, verità per Alex. È stato un inizio di cerimonia diversa dal solito, la cerimonia officiata da Don Dario Magro, dicevo diversa dal solito perché è iniziata con varie persone che leggevano un pensiero per Alex, che lo ricordavano ognuna a modo loro, partendo dallo zio, poi ci sono state le parole commosse del cugino e anche le parole di mamma Sabrina, che era accompagnata dalla sorella. Mamma Sabrina è riuscita a trovare proprio la forza di leggere questa lettera scritta per Alex, queste parole toccanti, un ragazzo che tutti hanno definito pieno di energia, un viaggiatore è stato definito. C'è chi ha detto continua il tuo viaggio, la mamma ha detto aspettaci, perché prima o poi anche noi arriveremo e continueremo questo viaggio insieme. Invece, per quanto riguarda le parole spese da Don Magro, che conosceva bene Alex, lo conosceva da quando era più giovane, ha detto: oggi voglio parlare solamente di Alex, di chi era Alex, un ragazzo che tutti cercavano, un ragazzo che proprio si contraddistingueva per la sua atleticità, per come organizzava i giochi e per l'energia che infondeva. Questa è stata la parola che è ricorsa un po' per tutta la cerimonia, un ragazzo pieno di energia, pieno di vita, pieno di voglia di fare e soprattutto di scoprire il mondo. Ecco perché dicono che il suo viaggio non terminerà qui. Alla fine appunto si sono riversati qui tutti nel piazzale antistante la chiesa, con queste canzoni che Alex amava, organizzate appunto dai suoi tanti amici e i palloncini colorati. Ricordiamo che l'amministrazione comunale, il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, avevano proclamato per questa città, per questa giornata il lutto cittadino, e quindi anche il sindaco ha presenziato e non ha rilasciato alcuna dichiarazione, perché appunto ha detto oggi è solo il momento del silenzio. Quindi, come potete immaginare, è stato un momento difficile, un momento toccante, anche con i tanti amici di Alex, tante persone giovani ma anche meno giovani, tutte che hanno voluto rivolgergli l'ultimo saluto e lasciarlo andare in pace. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori. Ovviamente nei nostri notiziari della sera faremo il punto, vi faremo ascoltare anche che cosa ha detto il padre parroco, l'omelia, quindi le parole che la Chiesa ha dedicato ad Alex. Ora noi con la cronaca ci spostiamo a Padova, dove c'è stata paura la scorsa notte a Conselve per l'incendio di un appartamento in un condominio. Siamo in via Padova, ci colleghiamo sul posto con la nostra Chiara Gaiani, che è con Federico Cibotto. Buongiorno Chiara, siamo da te.
Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Siamo con il sindaco di Conselve, Umberto Perilli, che ringraziamo. È stato tra i primi ad accorrere qui questa notte, grande paura, il condominio lo vedete alle nostre spalle, le fiamme si sono sviluppate al secondo piano. Sindaco, che cosa è accaduto? Io sono stato avvertito qualche minuto dopo l'una di notte, pare un incendio appunto divampato, come diceva lei, al secondo piano in un appartamento dove il proprietario si è assopito, da quanto sembra, con una sigaretta accesa in mano e questo ha provocato, si è incendiato il materasso da quanto diceva, e poi le fiamme si sono diffuse in tutto l'appartamento. Lui ha tentato immediatamente di spegnerle con un secchio d'acqua, ma le porte si sono chiuse alle sue spalle per il fuoco che già era divampato e non ha potuto fare altro che scendere giù, avvertendo gli altri condomini del pericolo. Quindi, cosa più importante, assolutamente le persone sono tutte indenni e incolumi, nessuno si è fatto male. Purtroppo un appartamento quello direttamente coinvolto dalle fiamme è gravemente danneggiato, quello sotto soltanto dall'acqua riversata dai vigili del fuoco di Piove di Sacco, che sono immediatamente intervenuti per spegnere l'incendio, che poi è colata giù attraverso l'appartamento, e quindi è necessario mettere in sicurezza soprattutto l'impianto elettrico. Per il resto la palazzina è indenne e incolume. Ecco, diciamo che c'è stata da parte del proprietario dell'appartamento la prontezza di riflessi di andare a cercare di capire che tutti fossero fuori. Sì, assolutamente. Mi diceva appunto che si era assopito, e quando ha sentito un braccio che gli scottava si è svegliato, si è reso conto, e quando ha visto che non avrebbe potuto risolvere la situazione da solo è stato bravo a reagire immediatamente, ad avvertire tutti affinché abbandonassero l'appartamento fino a che non sono intervenuti i vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo, fino a circa le 4 di notte. 2 appartamenti per ora sono inagibili. Sì, i vigili, io mi sono allontanato da qua intorno alle 4:15, se non ricordo male, quando ormai le operazioni erano concluse. Tutta la rimanente parte della palazzina, quindi 2 negozi al piano terra e gli altri 2 appartamenti nell'altro lato dello stabile, sono assolutamente incolumi. Quello direttamente coinvolto dalle fiamme è gravemente, seriamente danneggiato, mentre quello al piano sotto si tratta soltanto di mettere in sicurezza l'impianto elettrico, quindi non ha subito danni particolari. Ecco, allora io direi che ne approfittiamo di questa che poteva essere una tragedia di dimensioni diverse, per ricordare quanto sia pericoloso anche l'accensione di una sigaretta, Sindaco. Assolutamente sì, potrei fare una battuta ma sarebbe fuori luogo dicendo che il fumo fa male anche in queste forme, ma al di là appunto delle battute, assolutamente dobbiamo prestare tutti attenzione al massimo livello ogni qualvolta maneggiamo qualsiasi fonte di fiamme e di fuoco, perché dalla cosa più banale come una sigaretta, vedete qui il risultato è di 2 appartamenti danneggiati, ma veramente abbiamo rischiato che la vita o la salute fisica di alcune persone fosse messa a serio pericolo, in serio rischio. Allora io ringrazio il sindaco di Conselve, Umberto Perilli, ringrazio il collega Federico Cibotto da Conselve. Anna, restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani, Federico Cibotto per il collegamento, il punto sulla cronaca del Padovano, di cui continueremo comunque ad occuparci. Siamo alla pubblicità, pochi secondi, poi con noi Massimiliano Paglini, segretario neoeletto, perché la notizia è davvero fresca, è una notizia di ieri, neoeletto segretario regionale della CISL del Veneto. A tra poco. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora buongiorno, ben ritrovati, buon sabato. Come anticipato prima del break pubblicitario ci colleghiamo ora con Massimiliano Paglini, che vedo già, eccolo qui, buongiorno, grazie per la sua disponibilità, neo eletto segretario regionale della CISL, quindi insomma è una bella notizia con cui vorrei partire e intanto la ringrazio per averci dedicato un po' di tempo. Allora, insomma, se l'aspettava questa nomina, Massimiliano? Intanto grazie dell'invito. Era un po' che stavamo costruendo un percorso, come dire, di avvicendamento all'interno della CISL del Veneto.
Quindi sì, era aspettata questo avvicendamento. È chiaro che è un avvicendamento che deve dare prospettiva, crescita, forza alla CISL in una regione importante. La CISL è la seconda regione italiana, la CISL del Veneto è la seconda regione italiana per la CISL nazionale, e quindi noi pensiamo che questo progetto che parte sia un progetto che darà grande visibilità, grande forza alle politiche sindacali della CISL su tutto il territorio. Con quale spirito allora lei si approccia a questo nuovo incarico, con una prospettiva ampia in un momento come questo molto complesso per la nostra regione? Noi pochi giorni fa abbiamo dato la notizia degli esuberi della Breton, sono 216, praticamente un lavoratore su 4 lasciato a casa, e poi sono tante le crisi aziendali di questa nostra regione. Beh, lo spirito è sempre quello che mi ha contraddistinto nel servizio che ho svolto a Belluno Treviso, ed è quello proprio di un'attenzione forte alle problematiche dei più deboli della società. Anche in Veneto abbiamo le povertà che crescono, le emarginazioni che crescono, la cultura dello scarto che cresce. Noi abbiamo bisogno di dare voce a questa parte del popolo, della comunità, della nostra società che rischia di essere fuori gioco. Quindi noi vogliamo essere un elemento di speranza per chi oggi non ha più speranza. Io credo che il Veneto abbia delle problematiche strutturali che sono legate a una discesa dell'attrattività del sistema regionale. Abbiamo alcune problematiche legate al sociosanitario che sono sotto osservazione, però ci sono anche delle prospettive importanti su quali dobbiamo tutti quanti lavorare per far crescere il Veneto. Diciamo che il crocevia più importante sarà la stagione elettorale che si aprirà l'anno prossimo, per la quale come CISL del Veneto vogliamo dare un importante contributo con le nostre idee, le nostre proposte che costruiremo nell'autunno assieme alle categorie, alle unioni territoriali, proprio perché crediamo che il Veneto abbia bisogno di qualcosa di più di quello che è oggi. È un Veneto, una regione che ha avuto importanti risultati, però come diceva lei ci sono settori che languono, che risentono dell'andamento congiunturale sia dell'economia interna che dei fattori esogeni, e noi pensiamo che il Veneto abbia bisogno di una rigenerazione. Questa è un po' la parola che ci siamo dati con l'avvio di questo nuovo progetto. Abbiamo bisogno di rigenerazione e di dare una rotta al Veneto. Senta Paglini, le grandi crisi, quelle delle grandi aziende, ma anche la storia dei singoli, adesso qui ho aperto la storia di Leopoldo perché anche noi l'abbiamo intervistato, non so se lei l'ha seguita, il Vigilantes che è separato, che dorme in auto, il Vigilantes e gli altri, i nuovi poveri sono loro. Che cosa fare per queste persone? C'è in ballo l'adeguamento di certi contratti per poter rendere anche certe professioni più dignitose, la vita di persone che hanno dei percorsi, come ad esempio questo padre separato, che merita di essere vissuta in maniera più dignitosa. Sì, noi abbiamo bisogno di dare certezze a questa parte di popolazione che oggi vive ai margini della società. Uno dei problemi più grossi che noi vediamo in questa fase, sia a livello nazionale che soprattutto sul territorio regionale, è quello dell'emergenza abitativa. Diventiamo sempre più una regione poco attrattiva perché non siamo in grado di trattenere i lavoratori o di farli arrivare qui, lavoratori del pubblico e del privato. E ovviamente ci sono le politiche salariali che hanno bisogno di essere rafforzate. Quello che possiamo fare lo faremo sul livello territoriale e aziendale con le nostre categorie, quindi nel perimetro regionale. È chiaro che i rinnovi dei contratti collettivi sono un altro appuntamento importante sul quale bisogna dare continuità e rafforzarli. Però io credo che ci sia un tema di ridistribuzione della ricchezza a livello generale e anche a livello regionale, attraverso anche gli strumenti della fiscalità. Non è possibile che non si sia adeguata l'addizionale, la quota variabile dell'addizionale IRPEF in questi anni, dicendo che non si volevano toccare i redditi dei veneti. Noi pensavamo a un'addizionale regionale variabile per i redditi più elevati, dicendo che così non si penalizzavano i veneti, però alla fine abbiamo un problema sul sociosanitario perché non sono in grado i redditi più bassi di sostenere le rette delle case di riposo, per esempio. Quindi maggiori risorse prelevate dalla fiscalità sui redditi alti avrebbero garantito risorse maggiori alla regione
per poter far funzionare meglio le case di riposo. È un pezzo, non è tutto. Purtroppo i problemi sono molti, quindi dicevo sociosanitario, l'abitare, il problema del caporalato, un'altra piaga che sta attraversando la regione come tutto il paese. Ci sono cose che possiamo fare sul livello regionale, cose che potremmo fare con la nostra confederazione sul livello nazionale, sulla quale è già impegnata fortemente la segreteria confederale. Io credo che però tutti quanti abbiamo bisogno di dirci le cose con chiarezza. Non è vero che oggi il Veneto è quella grande regione in cui tutto va bene. È una regione che soffre di alcune difficoltà, che ha grandi eccellenze, c'è bisogno di tracciare una rotta. Quindi, come dicevo prima, il nostro mantra sarà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, una nuova rotta per il Veneto. Senta, Veneto che ieri ci ha restituito l'ennesimo infortunio sul lavoro a Vedelago, un'azienda che fa lastre di pietra, un uomo è caduto dall'alto, in codice rosso è stato portato al Caffoncello, quindi siamo nel territorio insomma, che lei conosce bene, la Marca trevigiana, ennesimo incidente sul lavoro che anche lui raccontiamo con i nostri telegiornali, incidenti sul lavoro che probabilmente sono in aumento anche a causa del caldo e delle elevate temperature. Anche qui ci sono delle strategie che il sindacato attraverso la contrattazione può mettere in piedi nell'orario di lavoro, nel welfare di lavoro, per evitare che fa caldo, turni pesanti per coprire le ferie debbano andare ad impattare sulla qualità del lavoro dei lavoratori? Sono già sotto osservazione le problematiche legate al clima. Quindi una delle cose che stanno facendo le nostre categorie nell'ambito della contrattazione aziendale è quella di una revisione dei turni di lavoro per far lavorare i lavoratori nelle ore più fresche. È chiaro che questo poi ha delle implicazioni, perché nel momento in cui ci dovesse essere comunque una necessità da parte delle aziende di lavorare anche nel periodo estivo, quindi nel periodo delle ferie, probabilmente ci sarà bisogno di capire come gestire questa situazione. Io credo che però il tema della sicurezza sia un tema che dovrà essere affrontato come oggi lo è, un'emergenza vera e propria, a partire da un investimento in formazione in grande sinergia con gli istituti scolastici, perché noi dobbiamo cominciare a fare formazione, l'abbiamo detto anche altre volte, anche quando ricoprivo altri ruoli, che riguarda la formazione dei bambini dalle elementari, di come si fa crescere la cultura della sicurezza personale prima che sul lavoro. Ci sono 3 miliardi nell'INAIL che non sono stati utilizzati, del fondo INAIL che non sono stati utilizzati. Il fatto stesso, lo diceva il nostro segretario generale ieri in conclusione del Consiglio generale, Luigi Sbarra, che non sono stati utilizzati 3 miliardi di euro, pensiamo che possano essere destinati a una maggiore formazione dei lavoratori, a 4 ore aggiuntive di formazione sulla sicurezza. Non faremo mai abbastanza informazioni in cultura della responsabilità, però pensiamo che di cose ne facciamo già molte. I dati che abbiamo elaborato anche assieme alle categorie dell'edilizia e dei metalmeccanici ci dicono che sta crescendo l'attenzione nei luoghi di lavoro alla sicurezza. Non basta, perché ci sono migliaia di infortuni, oltre che centinaia di morti in regione, ci sono migliaia di infortuni anche gravi. Dobbiamo lavorare tutti assieme per far sì che questo paese si dia assieme al Veneto una rotta di responsabilità e di sicurezza, tenendo conto che si parla di vite di persone, quindi non possiamo pensare che la vita delle persone sia da trattare come qualcosa da buttare. Senta, lei ha parlato di categorie, in questa settimana sono stati almeno 4 gli incidenti in agricoltura, 2 di questi mortali, e tra l'altro agricoltori che lavoravano la sera proprio per evitare il caldo, perché ovviamente chi lavora in agricoltura, chi lavora sui campi fa lavori estremamente pesanti, però lavorare anche la sera con il buio rischia di essere pericoloso, e così è stato. Settore dell'agricoltura, lei ha citato poi insomma anche il caporalato che ha delle sacche molto forti proprio in quel settore. La vostra ricetta? La nostra ricetta è molto semplice. Prima di tutto dobbiamo dare doveri e diritti a chi oggi doveri e diritti non ha, perché è un invisibile. Quindi abbiamo purtroppo, anche stamattina leggevo nella rassegna stampa, casi di caporalato sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza in provincia di Verona. Quindi noi abbiamo un'emergenza che si chiama
accoglienza, inclusione sociale. Non possiamo pensare che di non vedere quello che oggi è presente nelle nostre campagne, nell'edilizia, nella logistica, che sono migliaia di lavoratori non regolari, che non sono lavoratori che vogliono delinquere, sono lavoratori che vogliono avere un futuro, che vogliono avere certezza dei diritti e dei doveri. Per fare questo servono nuove regole sulla cittadinanza. Lo stiamo dicendo in tutti i modi, in tutte le salse, in tutte le sedi. C'è bisogno di riscrivere le regole per l'accoglienza, perché i centri di accoglienza non sono lo strumento che consente di inserirsi nella società, ma diventano coacervo di emarginazione, perché chi risiede nei centri di accoglienza non può percepire un reddito superiore all'assegno sociale e quindi cosa fa? Lavora in nero. Perché se deve superare l'assegno sociale, perché così perde l'alloggio, il diritto all'alloggio, e non hanno, quindi torniamo al tema dell'abitare che dicevamo prima, quindi sono tutti temi collegati. Se noi non rivediamo le regole per la gestione delle accoglienze di chi viene a lavorare in questo paese, e io continuo a dire che non può essere che accogliamo tutti, ma non può essere che non vediamo che il sistema produttivo del Veneto come del Paese ha un'emergenza che si chiama forza lavoro nei prossimi anni. Sta invecchiando pesantemente la società e quindi noi abbiamo bisogno di nuovi lavoratori. Come li possiamo gestire? Incrementando ovviamente la natalità nei limiti del possibile con effetti a 20 anni. Però subito abbiamo un'emergenza. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è che tutti assieme possiamo scrivere di nuove regole per l'accoglienza, in modo tale che si possano regolare i flussi in base alle esigenze delle imprese e anche del sistema pubblico, perché abbiamo oltretutto un'emergenza nel pubblico impiego, nell'emergenza della sanità, perché non ci sono lavoratori che vogliono lavorare in quei settori. Senta Paglini, intanto grazie ovviamente per la sua disponibilità. Allora, neoeletto segretario del Veneto, prossimi impegni proprio così alla domani, dopodomani, al di là del weekend, che insomma spero si prenda qualche giorno di riposo. Prossimi impegni da segretario regionale. Guardi, la prima cosa è che dobbiamo parlare con le nostre persone, con i nostri lavoratori, con i nostri operatori e cominciare a dare una traiettoria di gestione del nuovo progetto. Partiremo da subito con la creazione dei dipartimenti, che sono una delle parti importanti, fondamentali del progetto che nasce, dipartimenti che serviranno ad attenzionare tutti i settori della nostra economia, della nostra occupazione, di tutto il mondo che noi gestiamo e rappresentiamo. Quindi diciamo che abbiamo anche un appuntamento che è quello di fare i cambi, perché abbiamo una segreteria importante che è stata eletta ieri. Assieme a me ci sono Stefania Botton, che viene dalla Unione Territoriale di Padova e Rovigo, e Andrea Sabaini, che viene dall'Unione Territoriale di Verona, e ci saranno i cambi nelle rispettive unioni territoriali, quindi diciamo che questi 15-20 giorni li dovremo dedicare a individuare i sostituti che poi prenderanno il nostro posto all'interno delle unioni territoriali. E dopo le ferie partiremo avanti tutta ad affrontare tutte le problematiche che abbiamo sul tavolo. E che abbiamo insomma raccontato qui in questa sede. In bocca al lupo ovviamente per il suo nuovo percorso. Grazie a Massimiliano Paglini. Grazie, arrivederci. Allora noi andiamo in pubblicità, ma vi diamo in chiusura, proprio perché Paglini l'ha nominato, il caso del caporalato di Lazzise è stato proprio nominato dal segretario. La notizia è quella di un gruppo che aveva ridotto in schiavitù 33 braccianti indiani dietro la promessa di un futuro migliore in Italia. 2 cittadini indiani residenti a Cologna Veneta in provincia di Verona sono indagati per riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'operazione è della Guardia di Finanza. Ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni da circa 475.000 euro nei confronti dei 2 uomini titolari di ditte nel settore agricolo, senza dipendenti formalmente assunti e dunque risultati evasori totali. Video, quello che vedete, fornito proprio dalla Guardia di Finanza. Dalle indagini è emerso che i 2 indagati avevano promesso a numerosi lavoratori indiani un futuro migliore in Italia, avevano chiesto ad ognuno di loro la somma di 17.000 euro in cambio dell'ingresso nel territorio nazionale di un permesso di lavoro stagionale. Per far fronte al pagamento, i braccianti sono stati costretti in alcuni casi a impegnare i loro beni di famiglia e in altri ad indebitarsi direttamente con i 2 caporali. Una volta arrivati in Italia erano però costretti a lavorare di fatto senza alcuna paga tra le 10 e le 12
ore al giorno, 7 giorni su 7. E questo è anche quello che succede in Veneto, ed è davvero dobbiamo fare davvero un plauso alla Guardia di Finanza, che ogni volta riesce a portare alla luce episodi di questo tipo. Il caporalato, che come appunto sottolineava Paglini, c'è anche nel nostro territorio, nel settore dell'agricoltura. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità e poi ancora con tutte le notizie del Veneto. Prima edizione ancora, ben ritrovati. Ora dobbiamo partire necessariamente dal maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione, non solo, anche sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio di ieri. I danni maggiori ovviamente sono quelli dell'agricoltura, che oggi si ritrova a fare il punto. E allora per noi, con il presidente di Coldiretti Vicenza, c'è la nostra Vanessa Banzato, a cui do la linea. Il maltempo non sta dando tregua all'agricoltura, al mondo agricolo, a tutte quelle persone che lavorano proprio per portare avanti l'agricoltura del nostro paese. Tra l'altro anche gli ultimi episodi che si sono verificati nei giorni scorsi, nelle scorse ore, anche stanno davvero tagliando le gambe a voi agricoltori. Come Pietro Guderzo, presidente di Coldiretti Vicenza, che conferma una situazione davvero pesante. Sì, quest'anno è stata un'annata cominciata in maniera disgraziata, diciamo. Abbiamo avuto una primavera molto piovosa, anzi più che piovosa, ci sono state delle vere e proprie inondazioni che hanno distrutto o comunque ritardato i raccolti dei nostri agricoltori e messo anche su quadro parecchi centri storici. Ricordiamo anche che se molte città, pensiamo anche a Vicenza, comunque non è andata sotto acqua, è perché anche gli agricoltori hanno messo a disposizione i loro terreni affinché non si allagassero le città, e quindi questa è anche una cosa che va ricordata. Poi vediamo, il clima è difficile da decifrare, guardi 4 app di meteo e vedi 4 previsioni diverse, e comunque al di là degli scherzi è sempre più difficile lavorare in agricoltura perché l'imprevedibilità è sempre dietro l'angolo. Ecco, una cosa che non vi sareste mai aspettati, basti vedere proprio giusto nella giornata di ieri, improvvisamente un'acquazzone potente e grandine. Sì, diciamo poi che queste bombe d'acqua, l'acqua corre via, non fa neanche in tempo ad infiltrarsi in falda, quindi è anche acqua persa, e qui bisognerà anche cominciare a ragionare in futuro su come trattenere quest'acqua, perché a noi serve. Poi ricordiamoci 2 anni fa, nel 2022, il secco e la siccità che ci ha colpiti in questa primavera super piovosa. Dobbiamo trovare delle soluzioni affinché appunto si riesca a trattenere l'acqua. Ecco, la questione che si lega al discorso dei mini invasi. Sì, è una cosa che chiediamo già da diversi anni, ovvero la possibilità di poter costruire dei piccoli e medi invasi, piccoli e medi anche perché sono meno impattanti rispetto alla grande opera, e la grande opera poi ci vuole tempo, mentre questi sono si possono velocemente mettere in opera, e questo darebbe modo da una parte di accumulare l'acqua quando piove tanto per poi poterla utilizzare nei momenti di siccità. E come poterli realizzare? Noi come Coldiretti abbiamo proposto un piano già diversi anni fa. Ovviamente adesso la palla passa in mano alla politica, che ci deve un po' seguire su questo argomento, però credo che sia nell'interesse di tutti, non solo degli agricoltori, portare avanti questo tipo di opere. L'appello che fa alla politica è un appello che lei costantemente ripete. Sì, perché poi ci si ricorda di queste cose solo quando succedono i danni, solo quando capita la calamità naturale. Invece è in momenti in cui sembra tutto tranquillo che bisogna andare avanti quei lavori, e questa è una cosa sul quale ci tengo particolarmente, perché poi non è una cosa che riguarda solo il Veneto, ma purtroppo tutta l'Italia. In questi mesi abbiamo visto un nord Italia super piovoso, mentre un sud Italia alle prese con il secco. Ecco, queste sono opere che andrebbero a beneficio di tutta la comunità agricola e non solo. Allora, per parlare di maltempo proviamo a fare il punto, riavvolgiamo il nastro, vi facciamo vedere il servizio di apertura del telegiornale di Treviso di ieri, che cosa è accaduto in tutta la Marca e soprattutto il punto sulla frana. Sapete che la linea ferroviaria Conegliano-Belluno è stata interrotta ieri, poi ripristinata, ma una parte di strada alle Maglie è ancora interrotta perché ricoperta dai detriti. Per noi sul posto oggi, questa mattina, c'è la nostra Edi Caliman, ma intanto ripercorriamo con le immagini quanto accaduto ieri.
Dal caldo rovente all'annunciata ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Marca nel pomeriggio, lasciando una scia di devastazione che ha attraversato la provincia da ovest a nord. Alberi caduti, pioggia, vento e frane, bomba d'acqua sul Vittoriese. A San Giacomo il Meschio è esondato in via Mezzavilla, mandando sott'acqua una ventina di scantinati ed il piano terra di 5 abitazioni. Abbiamo attivato i COC e quindi adesso interverranno l'antincendio boschivo per cercare di asportare l'acqua, dalle case. Sul Fadalto si è nuovamente messa in movimento la storica frana che ha scaricato sulla statale 51 un'enorme quantità di sassi e detriti. Un'altra frana poco distante ha interessato sempre l'Alemagna tra la Vallapisina e l'Alpago. 2 auto ed un mezzo pesante sono rimasti intrappolati tra i 2 smottamenti. Non ci sono state conseguenze a persone o cose, ma tanta paura e circolazione bloccata. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco ed i carabinieri. Il maltempo ha sferzato tutta la fascia pedemontana della Marca e l'alta pianura, interessando una ventina di comuni. Qui siamo a Spresiano. In pochi minuti il temporale violentissimo ha fatto cadere decine di alberi, bloccate diverse strade, compresa la Pontebana. Sono caduti quanti alberi, Beppi? Ecco, parecchi alberi in Pontebana, bloccato il traffico per un'oretta. Via Vecellio, la Pontebana, la provinciale piena di alberi, via 24 maggio. In Villa Sina adesso mi sono arrivati messaggi che sono collassati altri alberi, e poi questa è abbastanza evidente, ecco, via Adige, via Colombo, quindi preso bene Spresiano, ecco, sto giro qua ci ha preso proprio in pieno. Il forte vento ha fatto volare in strada la copertura di un capannone nei pressi dell'ex filatura San Lorenzo. Dei rami hanno centrato in pieno una vettura, per fortuna non ci sono stati feriti. A Montebelluna il fortunale ha devastato l'area dove sono state allestite le strutture del Music Festival Matto Rosso, facendo saltare la prima serata. Ovunque si sta lavorando alacremente per ripristinare i danni il prima possibile. Molto più lunghi invece saranno i disagi per la frana del Fadalto. Tanti danni anche nella Val di Zoldo, anche di questo ci occuperemo nei nostri notiziari, ma intanto una notizia che ci porta lungo la superstrada pedemontana. Siamo all'altezza del casello di Povegliano. È raccontata qui nella pagina di Treviso Today. Un'auto si è scontrata contro una volante dell'Appolstrada. Erano le 4 del mattino quando l'automobile è andata contro l'auto dell'Appolstrada, riducendola come la vedete in questa fotografia. Alcuni agenti erano in strada, stavano facendo dei rilievi per un incidente accorso poco prima. L'uomo ovviamente non ha visto né gli uomini né il mezzo. 3 i feriti, i 2 agenti più un operatore di SIS che era appunto sul posto per ripristinare la carreggiata all'indomani appunto dell'incidente, e quest'auto è andata completamente contro. Stiamo parlando appunto della notte appena trascorsa, erano le 4 di notte all'altezza del casello di Povegliano. Siamo ora a Verona con l'indagine della polizia coordinata dalla Procura della Repubblica. Ci sono 29 indagati, 7 arresti ieri. All'alba il blitz. Si tratta di estremisti di estrema destra, neofascisti appartenenti a Casa Pound, diversi ultra del Chievo Verona. Guardate. Sono 6 veronesi e un trentino di età compresa tra i 19 e i 27 anni le persone finite questa mattina agli arresti domiciliari nell'ambito dell'indagine della Polizia di Verona, che vede coinvolte complessivamente 29 persone. I reati contestati sono lesioni, violenza privata, minacce e danneggiamento pluriaggravati. Tra gli episodi più gravi l'aggressione in via Mazzini ai danni di un 14enne. Nel video diffuso dalla polizia la fuga del branco. In queste immagini invece le violenze commesse ai danni di alcuni tifosi marocchini in corso Porta Nuova. Erano in corso le fasi finali del campionato di calcio in Qatar. Per questo episodio il giudice ha riconosciuto l'aggravante della finalità dell'odio e della discriminazione razziale. 2 degli arrestati sono stati identificati anche tra i 67 tifosi italiani che lo scorso 15 giugno a Dortmund, prima della partita Italia-Albania del campionato europeo, sono stati intercettati dalle autorità tedesche poco prima di aggredire un gruppo di supporter albanesi. Con sé avevano passamontagna, bombe carta e materiali
verbale atto ad offendere. Tutti i tifosi sono stati sottoposti ad un fermo preventivo. Uno dei 2 veronesi fermati in Germania è risultato anche destinatario di un daspo internazionale. Nella misura cautelare il GIP ha sottolineato come molti degli indagati abbiano commesso i fatti nonostante fossero già stati denunciati in stato di libertà o destinatari di provvedimenti amministrativi da parte del questore, facendo emergere totale sprezzo per le autorità. Dalle evidenze investigative acquisite dagli uomini della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, gli indagati sono stati ritenuti incapaci di contenere i propri impulsi e veicolare le proprie idee in modo pacifico, traendo dunque dal gruppo di appartenenza incitamento e approvazione. I soggetti sono tutti nomi e volti noti alle forze di polizia, alcuni gravitano nel gruppo Ultra Northside del Chievo di Verona, altri noti per la loro militanza nei contesti dell'estrema destra scaligera. È sempre più forte invece l'allarme sicurezza da Verona. Passiamo a Vicenza, nella zona della stazione Viale Milano, una rissa in strada. Guardate. Violenza in strada, scene tratte dalla foresta urbana di Viale Milano a Vicenza, dove si consuma l'ultima rissa tra immigrati. Una scena scioccante, quella a cui i cittadini che abitano nel quartiere sono costretti ad assistere, richiamati dalle urla provenienti dalla strada. Sono le 5:30 del mattino quando inizia una lite furibonda. Chi vive nella zona viene svegliato di soprassalto da questi personaggi che evidentemente a quell'ora sono in giro. Si prendono furiosamente a pugni, a calci, si accapigliano. Dai video girati da chi vive nelle palazzine che si affacciano su Viale Milano, gli sfidanti che si affrontano a torso nudo sarebbero principalmente 2 ed altri stranieri cercano di dividerli. A quanto pare sarebbero state lanciate anche delle bottiglie di vetro, forse un regolamento di conti. Certo è che nella zona, un reticolato di strade noto come il Quadrilatero, accanto alla stazione ferroviaria e a Campomarzo, la tensione è sempre più alta. Qualcuno ha chiamato la polizia, ma quando le volanti si sono precipitate sul posto, il gruppo di immigrati si era già dileguato. Restano sulla strada macchie di sangue e poi la rabbia, tanta rabbia, l'esasperazione di chi vive in questo piccolo inferno urbano. Hanno debuttato ieri sera in centro a Udine gli addetti al servizio di controllo. A proposito di sicurezza, grazie a loro i locali potranno servire alcolici anche dopo l'1 di notte. Vediamo come sono stati accolti in città. Ore 23 di un caldo venerdì sera di luglio. Udine, centro città. Parte ufficialmente la missione sicurezza affidata agli addetti al servizio di controllo, da molti definiti più semplicemente steward. Sono 6 vestiti di nero, riconoscibili anche per la stazza. Vagano per le aree del centro, osservando quello che succede all'esterno dei locali. Quelli aderenti a Confcommercio, quelli che hanno deciso di giovarsi di questo servizio per poter somministrare alcolici dopo l'1 di notte, come disposto dall'ultima ordinanza in tema di sicurezza firmata dal sindaco De Toni. Osservano le situazioni, i locali hanno i loro riferimenti, quindi se dovesse accadere qualche cosa di sospetto all'interno di un locale vengono avvisati dai gestori. Se accade sulla pubblica via loro se ne accorgono, si avvicinano, tentano di calmare le persone e nel frattempo chiamano le autorità di polizia che sono in giro per la città. Il centro è affollatissimo, la gente li nota, per molti la loro presenza è rassicurante, per altri indifferente, ma il giudizio su questa prima notte con gli addetti al servizio di controllo è per la maggior parte positivo. Ma sinceramente direi di sì, quindi che ben venga anche l'esercito fin tanto che non sistemano la situazione, anche perché i bar devono comunque andare avanti, quindi in qualche modo bisogna permettere a tutti di essere sicuri. No, sì, sicuramente è una sicurezza in più per tutti, sia per noi cittadini che per i ragazzi stessi che frequentano questa tipologia di posti, ecco. Quindi lei è favorevole comunque? Sì, siamo favorevoli, ecco, ci piace. Non cambia nulla secondo me, neanche per me non cambia niente. Non vi sentite un po' più sicure? Io mi sento sicura anche senza steward. Dico sinceramente, avevo letto un articolo sul giornale e mi ero fatto un'idea non mi ero fatto una bellissima idea, però vedendo i personaggi che mi ricordano molto la figura di, non so, di buttafuori o gente che bene o male sa gestire un po' certe situazioni, mi è sembrato più credibile. No, la soluzione è che i bar stiano aperti dopo l'1.
Se c'è un po' più di difficoltà è giusto ci sia una security, fin quando le cose non... Basta che non chiudano prima dell'1, insomma, questo... Se c'è qualche difficoltà in più è giusto porsi attenzione fin quando tutto non ritorna. Allora li promuoviamo questi addetti? Assolutamente sì, assolutamente sì. Una buona notizia, si è svegliato il bambino di 7 anni di Solesino, siamo nel Padovano, che lo scorso 4 luglio ha rischiato di annegare nella piscina di una casa di amici di famiglia. È sveglio e questo aumenta l'ottimismo di tutti, della famiglia e dei sanitari dell'ospedale di Padova che da 9 giorni lo hanno in cura. Aveva rischiato di annegare nella piscina di una casa di amici il bambino di 7 anni che vive con i genitori a Solesino, ricoverato in pediatria. Tutto era accaduto lo scorso 4 luglio. Il bambino si trovava con la mamma a Vescovana in cui stava giocando con alcuni amici in una piscina. In pochi attimi il piccolo era finito sul fondo, da dove era stato tirato fuori non appena le mamme presenti avevano capito quanto stava accadendo. La mobilitazione era stata immediata. Dall'ospedale di Schiavonia era partita un'ambulanza, mentre da Padova era stato fatto decollare l'elicottero. Nessuno ha perso tempo e forse questo ha reso possibile quanto sta accadendo in queste ore. A dare notizie del sensibile miglioramento delle condizioni cliniche del bambino gli stessi familiari sui social, che hanno ringraziato quanti in questi giorni si sono uniti a loro e le comunità di Solesino e Arteselle che si sono riunite in preghiera. La situazione va ovviamente ancora monitorata, ma un primo passo verso il ritorno alla normalità sembra davvero sia stato fatto. Sono 20 anni dalla morte di Elisa Gobbo, la giovane poetessa di Macerata sul Piave che ha perso la vita il 13 luglio 2004 insieme al fidanzato Alessandro Masnada. 37 anni di meolo nel terribile incidente in A27 allo svincolo con la tangenziale di Mestre. L'auto dei 2 giovani che insieme si recavano a Padova per assistere al concerto di Eros Ramazzotti venne schiacciata da 2 tir. Domani, questa sera, appunto alle 19, in memoria di Elisa sarà celebrata nella chiesa di Macerata sul Piave una messa voluta dalla famiglia. Elisa aveva scritto la raccolta di poesie Ascolta il tuo cuore, presentata pubblicamente nel suo paese. L'appuntamento dunque è questa sera alle 19 per la messa in memoria di Elisa. Siamo al caldo nel veneziano, il sopralluogo della consigliera Sammo negli asili denuncia una situazione davvero allarmante. L'ascoltiamo. Dopo tantissime segnalazioni che abbiamo ricevuto da tanti genitori, ci siamo recati presso gli asili nido comunali che ospitano i centri estivi per verificare le temperature. Abbiamo trovato una situazione drammatica. Ci sono asili con oltre 30 gradi e dove i bambini letteralmente boccheggiano. L'allarme della consigliera comunale DEM, Monica Sambo, arriva quasi in contemporanea con un comunicato del Comune di Venezia che inizia così. Il caldo, insieme ad un'elevata umidità, può causare situazioni di disagio di diversa gravità fino a mettere a rischio la salute e tra le categorie più a rischio segnala anche i bambini con meno di 4 anni. Quel pomeriggio si riunisce proprio la 10ª commissione consiliare, competente di politiche educative e della famiglia. L'ordine del giorno di oggi è l'interrogazione numero d'ordine 875 e 876 che hanno medesimo oggetto: impianto di riscaldamento inidoneo all'asilo nido Baracca. Si tratta di 2 interrogazioni presentate proprio da Monica Sambo l'anno scorso. Ritengo che a mesi di distanza, di discussione, stiamo parlando di un'interrogazione che parla di un impianto di riscaldamento rotto a dicembre e lo stiamo discutendo in luglio. È anacronistico che noi discutiamo di un impianto di riscaldamento rotto in piena estate, in queste giornate di calore enorme. Poco dopo Sambo parlano gli assessori Laura Besio e Francesca Zaccariotto. Se ben conosciamo l'atto dell'interrogazione sappiamo che ha dei tempi, quindi voglio dire, o lo si fa perché realmente si ha un interesse, un'esigenza di capire come è andata a finire una questione, o lo si fa per uscire fuori sui giornali. Però non possiamo dire che questa amministrazione, che questa città ha speso male i soldi non sapendo individuare quelle che sono le necessità e le priorità e dirottando quelli che sono i finanziamenti di impianti sportivi e del bosco. Monica Sambo ha quindi presentato un'interrogazione urgente sulle temperature troppo elevate all'interno degli asili nido comunali.
Chiediamo a tutti di segnalarci la situazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia. È evidente che questa amministrazione preferisce spendere migliaia di euro per palazzetto e stadio invece che spendere le risorse per gli asili nido, per sistemare, ad esempio, per garantire un ambiente salubre ai nostri bambini. E allora in tema di caldo andiamo in pediatria a Padova, dove abbiamo parlato con il primario per capire anche come proteggere i bambini da questo caldo. Temperature bollenti e tasso di umidità elevato. Nell'ondata di calore di questi giorni Padova è una delle città d'Italia più calde, con picchi di 37 gradi, un caldo che non dà tregua nemmeno di notte. AFA che sta mettendo a dura prova il benessere fisico delle categorie più fragili come anziani, ma anche i bambini, che spesso trascorrono molte ore all'aperto. Fortunatamente non ci sono stati grandi aumenti di accesso al pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera di Padova per sincopi da caldo o malessere legati alla disidratazione, ma i pediatri continuano comunque a dare consigli per tutelare soprattutto i più piccoli. Cosa fare per i nostri bambini? Innanzitutto tutelare i più fragili tra i fragili, quindi i lattanti, quindi i neonati e i lattanti fino all'anno di vita, che sono i bambini che più facilmente possono andare incontro alla sintomatologia, e comunque i bambini più piccoli, diciamo nella fascia 0-4 anni. E questo non vuol dire che i più grandi non debbano essere tutelati con un'alimentazione congrua, quindi tanta acqua ma anche tanta frutta, tanta verdura, cercare che questa sia la loro alimentazione adesso per poi ovviamente mantenerla anche sana d'inverno, ma adesso ha la funzione principale di tenere idratato il bambino, che deve dedicarsi all'attività fisica all'aperto non nelle ore centrali, perché nelle ore centrali della giornata il calore è insopportabile. Evitare di uscire nelle ore pomeridiane più calde, abiti leggeri, alimentazione corretta e acqua, le regole fondamentali per tutti. Per i bambini, ecco quali sono i segnali da tenere sotto controllo. Il bambino è accaldato, il bambino è sudato, il bambino se lo riesce ad esprimere sente nausea, capogiri, pertanto è più facile ovviamente individuarli nel bambino che si sa esprimere, e quindi nel lattante dobbiamo vedere che il bambino abbia la stessa vivacità, la stessa voglia di bere, di idratarsi, altrimenti dobbiamo pensare che bisogna intervenire. Nel frattempo l'allerta caldo potrebbe essere prolungata, anche se in alcune zone della regione si sono già verificate intense precipitazioni che hanno fatto scendere di qualche grado la temperatura. Allora noi in chiusura di questa nostra prima edizione andiamo ancora a Padova per parlare di Paolo Venturini, che ci ha abituato ad andare oltre i limiti umani dove la scienza pensa non sia possibile arrivare. Venturini racconta così le sue esperienze. L'ultramaratona è tutto quel mondo che va al di là degli 42 km 195 metri della maratona, e quindi quando si vuole provare un'esperienza più lunga della maratona si entra in questo mondo molto bello, molto difficile, che però ti dà delle soddisfazioni uniche. Imprese impossibili nel nome della bellezza dello sport e della capacità di mettersi continuamente alla prova. Dal deserto alla Siberia, dai più 60 gradi ai meno 50. Il vice ispettore padovano della Polizia di Stato Paolo Venturini a battere record su record ci ha abituato. 2 le sfide epiche rimaste nel cuore. Correre a 67 gradi, 75 km nel deserto più caldo del mondo, il deserto del Lut nel sud-est dell'Iran, è diventata una prova che ha messo a dura prova me stesso ovviamente, ma anche tutto il team che mi ha seguito, facendo un bellissimo test e una ricerca sull'idratazione che poi serve per capire di più la fisiologia umana. Quella che mi ha un po' lanciato alla ribalta internazionale è stata la sfida col grande freddo, ovvero il record del
del mondo di corsa nel luogo abitato più freddo del pianeta. Parliamo di Siberia nord-orientale, 39 km a meno 52,6. Gli scienziati pensavano fosse impossibile, abbiamo dimostrato invece che con parecchie difficoltà però l'essere umano è in grado di correre con queste temperature molto basse. Un anno fa, il 13 luglio 2023, l'ultima sfida, 20 km di corsa nel valico stradale più alto del mondo, in India, nella regione di Dhaka, ai confini con Pakistan e Tibet, a un'altezza di 5.602 metri. Non aveva mai corso nessuno a questa quota continuativamente, e con il mio team dell'Università di Padova e gli amici che mi seguono siamo riusciti a correre 20 km 700 metri in poco meno di 3 ore, e anche questo è un nuovo, se vogliamo, traguardo per lo sport ma anche per la medicina, e in questo caso per l'Italia e per la Polizia di Stato che io rappresento. Sfide finite? No. 56 anni senza quasi sentirli, la possibilità di allenarsi in una delle palestre naturali più belle del mondo, i Colli Euganei. Le nuove sfide di Paolo Venturini sono solo, per ora, ancora top secret. Servizio di Chiara Gaiani, noi abbiamo terminato, ma dopo di noi c'è una nuova puntata di agricoltura a seguire, Cook Academy, e poi alle 14.30 torna il grande cinema su Antenna 3 Nord-Est con una pellicola, un thriller dal titolo I Witness. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. L'informazione torna su Antenna 3 con i nostri notiziari a partire dalle 18.30 con il Veneto. Una buona giornata a tutti voi, arrivederci.